È un derby veneto che mette in palio punti pesanti. Da una parte chi vuole finalmente schiodarsi da quella quota a 0 punti che rappresenta un macigno nella corsa salvezza, dall'altra parte chi vuole confermarsi come squadra più in forma del campionato, dare seguito ad una splendida striscia di vittorie e guadagnare ulteriori posizioni nell'alta classifica. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Palazzetto Le Grazie di Verona. È la 13ª giornata della Serie A New Energy. È Olimpia Verona, Came e Treviso. I gialloblu di Luca Castagna ancora mestamente fermi al palo hanno sì fatto registrare decisi passi in avanti nelle ultime settimane, ma la missione salvezza resta al momento di difficilissimo compimento. I biancoazzurri di Silvio Roccia, dopo un avvio stentato, hanno completamente ribaltato la classifica, ottenendo 5 vittorie consecutive, alcune di grandissimo prestigio e guadagnando spazio dunque in zona playoff. Andiamo subito alla lettura dei roster a disposizione dei due tecnici. Da una parte l'Olimpia Verona di Luca Castagna con il numero 3 Fior, 8 Nardi, 9 Citraro, 11 William Roccia, 13 Bortolotto, 16 Jorge Santos Rodriguez, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 76 Caiche Lemes Florentino, 89 Fabiano d'Oliveira Barreto Portuga e con il numero 6 a completare la distinta Jacopo Renier, out Luca Ian dunque per i giallo-blu. Per quanto riguarda invece la Came d'Ossone di Silvio Roccia con il numero 1 Pietrangelo, 2 Belsito, 7 Botosso, 8 Turk, 9 Del Gaudio, 10 Sutton, 14 Di Guida, 15 Busnardo Fadiga, 17 Perazzetta, 20 Azzoni, 22 Ditano, 89 Matteus Saccon. Tutto pronto dunque. Da una parte l'Olimpia Verona ultima in classifica con 0 punti finora in 12 partite disputate, 12 sconfitte in 12 partite, 16 gol fatti, peggior attacco, 68 gol subiti, peggior difesa. Dall'altra parte Came Treviso, ex Came d'Osson, che nell'ultima estate appunto ha cambiato denominazione, ha spostato la sede nel capoluogo trevigiano appunto. Attaccherà la squadra di Silvio Roccia da destra a sinistra dei vostri schermi con completo azzurro, dall'altra parte invece l'Olimpia Verona con completo giallo e dettagli blu. È tutto pronto dunque, si parte, è il match che chiude il programma della 13ª giornata della Serie A New Energy, giornata che ha visto 6 delle 8 partite giocate ieri sera e la settima alle 15 oggi con la vittoria dell'Olympus Roma capolista 5-1 sull'Ital Service Pesaro. È una mini fuga per la squadra capitolina, visto il 3-3 dell'L84 contro la Sandra Battevellino di ieri sera. Tutto pronto dunque, il primo giro al pallone darà la Came d'Osson, la Came Treviso scusate, del tecnico Silvio Roccia. Sul pallone Pacchi Del Gaudio, uno dei nuovi arrivi della scorsa estate della società del presidente Alessandro Zanetti. Pacchi Del Gaudio con la maglia numero 9, tutto pronto dunque per dare il primo giro al pallone. Ricordiamo anche la terna arbitrale quest'oggi al Palazzetto Le Grazie con Antonio Di Mundo di Molfetta primo arbitro, Saverio Carone di Bari il secondo, al crono Andrea Colombo di Modena. Tutto è pronto dunque, ultimi controlli della coppia arbitrale, si parte. Del Gaudio tocca il primo pallone, la gioca subito verso Sutton, Turk, lo sloveno che allarga nuovamente per Sutton, che cerca la giocata, allarga nuovamente sulla destra, gioca il primo pallone, subito Turk che prova a smistare verso Saccon, si era inizialmente inserito Ugas, subito la giocata di tacco molto bella di Pacchi Del Gaudio verso Saccon, che prova la prima conclusione del match con la bella parata di Alessandro Mazzoni, l'unico nuovo arrivato nella sessione di mercato di dicembre per l'Olimpia Verona. Scambio di portieri con Savia Testa Mantova. Ora Giannattasio col mancino, Giannattasio ha toccato proprio Del Gaudio, il mancino del numero 17 giallo-blu. Già 2 occasioni per parte, o meglio un'occasione per parte, 2 occasioni in questo avvio di gara, in questi primi 39 secondi. E poi il destro in diagonale di Ugas, fermato nuovamente da Pietrangelo. E poi la giocata di Turk, il contropiede, la ripartenza del Came Treviso. Subito ottimi ritmi in avvio di gara, un'occasione per parte con la bella parata di Mazzoni su Saccon e poi la grande occasione anche per Giannattasio dall'altra parte con il decisivo provvidenziale intervento di Del Gaudio che si è sostituito al proprio portiere. Turk prova la giocata, allarga cogliendo però in controtempo Sutton, colto in controtempo appunto il giocatore ex Meta Catania dal 2021 della società bianco-azzurra con 17 reti nella scorsa regular season, a cui ha aggiunto anche 2 gol nella post season, durata 3 partite per la Came con l'eliminazione al primo turno playoff alla gara 3 contro il Pescara.
Sacon, nuovo arrivato, uno dei nuovi della stagione dall'Olympus Roma scorso anno. Attenzione a Del Gaudio, diciamo di Sacon lo scorso anno a metà tra Eco City, Genzano e Olympus Roma. In finale persa, finale scudetto persa contro la Feldi Eboli, che abbiamo visto invece sabato scorso qui impegnata, squadra poi campione d'Italia. Ci ha provato Del Gaudio con la bella parata di Mazzoni col corpo, ancora Del Gaudio che si infila, Pacchi Del Gaudio dopo poco più di 1 minuto e mezzo, è già avanti la Camere Treviso 1-0. È sempre questione di esperienza, sempre questione di saper sfruttare le occasioni a proprio favore, e la Camere Treviso con il proprio bagaglio di esperienza sicuramente maggiore rispetto a quello dell'Olimpia Verona si porta avanti dopo 1 minuto e 34 secondi nel corso del secondo minuto di questo primo tempo, di questo match importante per entrambe le squadre. Camere Treviso, diciamo, squadra più in forma del campionato, sono 5 le vittorie consecutive, 16 punti nelle ultime 6, dopo il pareggio contro la Fortitudo Pomezia sono arrivate 5 vittorie contro Eco City Genzano, Sandra Batte Avellino, Piro Ossigeno Cosenza, Sporting Sala Consilina e addirittura contro la capolista Olympus Roma 2 settimane fa. Pacchi Del Gaudio dunque ha firmato il 7° gol della propria stagione, una stoccata sotto misura con il destro. Attenzione poi a Sacon che cerca di raggiungere il servizio verticale proprio del 9 della Came, che ha sbloccato e ha inserito per primo il proprio nome sul tabellino dei marcatori di questa gara. Disimpegno errato della squadra di Castagna con il malinteso tra Ugas e Portuga che aveva portato avanti dopo pochi minuti di gioco sabato scorso contro la Feldi Eboli l'Olimpia Verona nel recupero dell'11ª, e poi Del Gaudio al volo col mancino sul corner battuto proprio da Matteus Sacon, anzi da parte di Sutton. Palla ricevuta da Ugas verso Giannattasio con il mancino, è lui che ci ha provato in entrambe le occasioni in cui l'Olimpia Verona si è presentata alle parti di Riccardo Di Tano, il portiere classe 98, prodotto della Came delle giovanili, sempre in bianco-azzurro in carriera, in stagione anche un gol finora realizzato nel match contro lo Sporting Sala Consilina. Il malinteso poi tra i giocatori della Came con il tentativo questa volta di Jorge Santos Rodriguez. Sicuramente non molla, non demorde l'Olimpia Verona, sempre comunque una squadra a cui non fa difetto il carattere e l'orgoglio anche nelle peggiori prestazioni, nelle peggiori partite, come settimana scorsa quando qui su questo stesso parquet 1-6 fin troppo severo con le dimensioni per quanto riguarda i meriti, diciamo, della sconfitta, delle dimensioni della sconfitta. Ci prova Portuga che ha dato a Ugas anticipato proprio da Sutton, che prova ad andarsene, fermato poi da Jorge Santos con l'aiuto di Giannattasio. La fuga nuovamente di Jorge Santos, ha toccato Di Tano alzando sopra la traversa, concedendo un altro corner all'Olimpia Verona. Siamo entrati da poco, da 4 secondi nel corso del 4° minuto al Palazzetto Le Grazie. Olimpia Verona 0, Camere Treviso 1. Rete al 2° minuto di Del Gaudio. Giannattasio sul punto di battuta all'indietro per Portuga, si sistema il pallone sul mancino, fermato da Del Gaudio che non riesce però a perfezionare il disimpegno. Ancora Portuga, ancora col mancino, ancora Del Gaudio, rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Silvio Roccia, tecnico dal 2015 alla Came, sostituì all'epoca Simone Zanella, e Silvio Roccia dalla Serie A2 al primo anno vinse la Coppa Italia di Serie A2 a Pesaro in finale sull'Imola 1-0, rete di Pablo Belsito, rete decisiva, e poi completò la scalata fino al vertice del futsal italiano. Ci ha provato poi col mancino da lontano ancora Jorge Santos Rodriguez, si è disimpegnato nuovamente al meglio Di Tano, ancora Jorge Santos, punta Del Gaudio che gli tocca il pallone, lo mette in fallo laterale vicino all'incrocio delle righe, vicino alla battuta del corner. Ancora Jorge Santos che scodella dalla parte opposta verso Portuga, la palla nuovamente centralmente Portuga, Di Tano coi piedi, meriterebbe forse il pari l'Olimpia Verona per quanto creato subito dopo aver subito la rete del svantaggio firmata da Del Gaudio. La palla lunga ancora verso Del Gaudio che subito sfugge a Jorge Santos, viene però anticipato da Mazzoni che tempestivamente esce dalla propria area di porta per anticipare il 9, e poi è Giannattasio che guadagna un'importante rimessa laterale
nella metà campo difensiva dell'Olimpia Verona. Cerca subito Portuga, anticipato però da Sacon, nuovamente Portuga che mette una zampa e guadagna palla. Attenzione a Portuga nuovamente che subito sfila alle spalle di Edoardo Botosso, classe 99, appena entrato in campo. Poi però non riesce a controllare un pallone davvero difficile, una bella palla scodellata in profondità da Jorge Santos, ma comunque difficile da controllare per l'89. Finora segno 2 volte in questa stagione, 2 reti che hanno regalato fin qui gli unici 2 vantaggi, le uniche 2 situazioni di vantaggio alla squadra di Castagna. Ha recuperato bene palla regolarmente Giannattasio su Del Gaudio, è lo stesso Giannattasio, il nativo di Solofra, che allarga sulla destra Portuga, che cerca una giocata nuovamente verso Giannattasio, rischia un po' sull'intervento di Josip Sutton. Ancora la fuga di Jorge Santos, esce Di Tano, Jorge Santos, sembrava un tentativo a botta sicura, poi sullo slancio termina a terra, se ne è adorato Botosso. Era stato bravissimo Jorge Santos con la sua velocità ad andarsene sul banda di sinistra nel fronte offensivo giallo-blu, ad allungarsi il pallone, a raggiungerlo prima di Botosso, prima anche di Ditano, che rischiando un po' aveva lasciato la propria area di porta. Ha anticipato tutti Jorge Santos, ma sul suo tocco, sul suo tocco morbido, sul suo scavetto, non è arrivato alla rete dell'1-1. Decide quindi per il momento ancora la rete al secondo di Pachi Del Gaudio, anche se dopo il gol subito. Attenzione a Sutton che ci prova con il mancino da posizione defilata, fa buona guardia sul primo palo Alessandro Mazzoni. Era arrivato Capitan Willy Roccia, oggi in sostituzione di Luca Ian Battista, assente. 2 grandi assenze, una per parte nel filo delle 2 squadre. Per l'Olimpia Verona appunto Luca Ian, dall'altra parte Giappa Vieira, il miglior marcatore della squadra di Silvio Roccia, con 9 reti realizzate fin qui. Turk, Sutton allarga nuovamente per Del Gaudio, che torna all'indietro, completa il giro palla Sutton verso Sacon, ancora Sutton che riceve da Turk, anticipato da Portuga, che non riesce però poi a mantenere in campo il pallone. 5 secondi nel sesto minuto, 0-1 il tabellone del Palazzetto Le Grazie, indica il punteggio determinato dalla rete in apertura di Del Gaudio. Ancora Sutton all'indietro per Sacon che si sistema il pallone, e poi Del Gaudio che sul tap-in dopo la corta respinta di Mazzoni, non perfetta per la verità, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Grande occasione ancora per Pachi Del Gaudio per trovare anche l'8º gol stagionale. E l'Olimpia Verona è entrato nel frattempo anche Kaikelemesh Florentino, l'ex San Caetano e Accadisia. Non è riuscito a raggiungere il pallone e ha provato a servirgli Willy Roccia. Turk avanza con il nuovo possesso della squadra di Silvio Roccia. Avanza anche Sutton che guadagna la metà campo offensiva verso Turk, che non riesce in allungamento a coordinarsi per andare alla battuta verso la porta di Mazzoni. Diciamo l'unico neoacquisto di dicembre della sessione di mercato invernale per l'Olimpia Verona. Scambio di portieri con Enrico Ricordi, tornato al Salve a Testamento per Enrico Ricordi, che sarebbe stato un ex della sfida, uno degli addii estivi della Came Treviso scorso anno appunto in biancazzurro. Ha salutato lui e salutò lui prima della breve parentesi veronese, insieme a tanti altri. Poi nel frattempo il piazzato cercato da Matteus Sacon, lui invece nuovo arrivato dell'estate 2023 con una Came Treviso che invece non ha operato ricambi nel proprio roster né in entrata né in uscita in questa sessione di dicembre, quindi 2 squadre che sono rimaste le stesse, pressoché le stesse, a parte il portiere, l'estremo difensore dell'Olimpia Verona. Portuga dalla distanza 2 volte, prima col destro fermato da Sacon, poi col mancino strozzato, sbucciato, che si perde sul fondo. 14 minuti 7 secondi all'intervallo al Pala Le Grazie, con Ditano che fa correre il pallone verso Sacon. Turk, ne è arrivato sloveno dal Dubrovnik scorsa estate. Sutton guadagna qualche metro, poi cerca di accentrare verso la giocata poi del 20 del neoentrato Giacomo Azzoni, che si gira bene, appena entrato al posto di Pachi Del Gaudio. Giacomo Azzoni in rete una volta in questa stagione, anche lui nel match citato qualche minuto fa.
anzi no, chiedo scusa, non ha segnato nel match in cui realizzò anche Ditano contro lo Sporting Sala Consilina, realizzò invece settimana scorsa, meglio 2 settimane fa, nel 5-2 sull'Olympus Roma. Azzoni ha segnato il primo e finora unico gol della sua stagione in quel match molto importante per la squadra di Silvio Roccia, la quinta vittoria consecutiva. La squadra più in forma del campionato. Turk cerca di puntare, poi perde un po' il controllo del pallone, è intervenuto Kaikelemes che poi non riesce a completare lo scambio con Jacopo Ugas, chiede la concessione della rimessa laterale. Non è ovviamente dello stesso avviso il primo arbitro Antonio Di Mundo di Molfetta. C'era stato alcun tocco biancazzurro per esaurire il settimo minuto. È entrato nel frattempo anche Loris Di Guida sul parquet, è proprio il numero 14 che gioca verso Sacon, nuovamente riceve il pallone dall'89, gioca verso Azzoni, il lungo prolungato possesso palla del Came Treviso cercando il varco giusto nella difesa in questo momento compatta, ben posizionata dell'Olimpia Verona. Di Guida nuovamente verso Azzoni, lo scambio poi con Turk, palla che non è uscita, la può giocare dunque Sacon verso Di Guida che cerca la giocata in verticale, si lamenta poi Sacon girandosi verso il secondo arbitro Carone Di Bari, lamentando una lieve trattenuta, decisiva però per fargli perdere il tempo della giocata da parte di Willy Roccia. Nello stesso avviso l'arbitro ha recuperato proprio Sacon che completa il disimpegno e recupero palla con Teo Turk. 12:20, 0-1. Sacon punta, Willy Roccia lo salta secco, c'è l'intervento però in scivolata in aiuto di Jacopo Ugas che poi fa carambolare il pallone sugli stinchi dell'89, guadagnando anche il rinvio dal fondo. Kaikelemes, la giocata su Turk disorientandolo, giocando poi verso Willy Roccia. Giannattasio alle sue spalle, vincente il pressing, la carica da parte di Azzoni è regolare, ha guadagnato comunque Kaikelemes che ha provato a raggiungere all'altezza del secondo palo Jacopo Ugas. L'intervento di Guida, mettere il pallone in fallo laterale, lato destro del fronte offensivo giallo-blu. Giannattasio in verticale per Ugas che cerca di girarsi, viene fermato il suo tiro e poi la trattenuta in contropiede, questa sì, questa ravvisata dall'arbitro che andrà probabilmente ad ammonire Jacopo Ugas. Decisione corretta a mio avviso, perché poteva partire un contropiede davvero interessante per la formazione ospite, con l'imbucata verso Teo Turk, trattenuto irregolarmente da Jacopo Ugas che intelligentemente dal punto di vista dell'Olimpia Verona va a commettere fallo, spendendo il primo giallo della gara e addirittura il primo fallo, la prima irregolarità ravvisata dai due arbitri in questa sfida dopo 8 minuti e 9 secondi. Il primo fallo, quindi 1-0 il conto dei falli per l'Olimpia Verona, 1-0 il punteggio che conta invece per la Came Treviso. È entrato anche Pablo Esteban Belsito, il capitano biancazzurro, il numero 2, classe 86. Primi minuti sul parquet per lui, alla Came ormai da lungo tempo, addirittura dal 2014. Turk prova ad accentrarsi sul mancino, va all'indietro con l'esterno verso Azzoni. Di Guida cerca nuovamente l'imbucata per Turk che poi guadagna palla su Ugas, doppia sbracciata da parte di Teo Turk che viene ammonito. Si alza dalla panchina anche Antonio Sergio, il preparatore dei portieri giallo-blu, in modo forse un po' troppo aggressivo. Si è un po' lamentato all'indirizzo di Teo Turk, doppia sbracciata fallosa abbastanza veemente da parte dell'8 dello sloveno che è proveniente dall'MNK Dubrovnik, squadra del campionato croato. Lui che ha una presenza fissa della nazionale del proprio paese, ha preso parte anche agli europei nei Paesi Bassi del 2022. E dicevamo dunque il secondo fallo della gara per il secondo giallo. Verrà probabilmente ammonito anche il componente della panchina giallo-blu che si è alzato per protestare, per lamentarsi nei confronti di Teo Turk. Se non sbaglio invece non è stato sventolato alcun cartellino verso i componenti della panchina giallo-blu, quindi l'unico terminato sul taccuino dell'arbitro è Teo Turk dopo Jacopo Ugas. Doppia sbracciata, prima su Giannattasio, prima su Ugas e poi su Giannattasio da parte di Turk, violenta la giocata, poi attenzione al palo, colpito da Belsito dopo una deviazione non
risolutiva con i piedi da parte di Mazzoni. Bella giocata di Azzoni con la parata con i piedi di Mazzoni. Bella giocata nel frattempo, il numero di Jorge Santos su Di Guida, una grande giocata che però non riesce a portare ad una conclusione. Fase un po' convulsa della gara con grande intensità, poca pulizia nelle giocate. Dicevamo però dall'altra parte pochi secondi fa, nel frattempo Ditano va tranquillamente alla presa sul rilancio troppo lungo per i compagni da parte di Mazzoni. Dicevamo Mazzoni che si era allungato il pallone all'altezza quasi del corner e aveva messo dentro un tiro cross su cui Mazzoni aveva respinto in modo non perfetto con i piedi sul tap-in al volo con il piattone mancino Belsito a trovare la base del palo vicino al raddoppio. Dunque la Came Treviso si è un po' spenta negli ultimi minuti la spinta della squadra di Luca Castagna, che subito dopo aver subito la rete dello svantaggio firmata da Del Gaudio al secondo aveva creato i presupposti per il pari, impegnando Ditano in diverse occasioni e trovando anche un tiro con Jorge Santos Rodriguez di poco fuori a Ditano battuto. Poi però occasioni principalmente per la Came Treviso in vantaggio e vicina al raddoppio con Belsito, palo per lui qualche secondo fa. Turk allarga proprio per il 2 per il capitano, gioca ancora verso Azzoni, all'indietro da Turk che allarga sulla destra verso Di Guida con la suola, la pisata verso Turk, cerca poi lo sloveno di consegnargli, restituirgli il pallone troppo lungo, soprattutto perché Di Guida, ricevendo anche le lamentele dello sloveno, ha interrotto la propria corsa. 9:38 da 22 secondi, siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Il contatto tra il neoentrato Nardi e Belsito, due pesi massimi, soprattutto due lunghe leve di questo sport, altezza e veramente lunghe leve per i due. Un contatto non ravvisato, meglio non sanzionato da alcuno dei due arbitri, palla che poi è sfilata da Ditano, poi il mancino di Turk che si perde alto sulla traversa, controllato da Alessandro Mazzoni. 9:21, si alza il coro Came Came da parte dei sostenitori ospiti presenti qui alle Pala Le Grazie per un derby veneto poco distante, diciamo, le due squadre tra Verona e Dosson. Non corrono molti chilometri. Attenzione al spazio per Willy Roccia verso Nardi. Nardi ha respinto Turk sostituendosi a Ditano come in avvio di gara in occasione del tentativo da parte di Giannattasio. È stato nuovamente un giocatore di movimento a sostituirsi a Ditano, ad anticiparlo. Si prova poi col mancino sugli sviluppi del calcio d'angolo Jorge Santos, respinta nuovamente di un giocatore biancazzurro. Buona occasione per l'Olimpia Verona che ha velocemente ribaltato il fronte dell'azione. Transizione veloce da difensiva a offensiva con Willy Roccia sulla destra a trovare Nardi. E poi nuovamente Jorge Santos Rodriguez. Bella giocata ancora per lui che nelle ultime settimane è stato sicuramente uno dei più positivi, dei più vivaci e intraprendenti della squadra di Luca Castagna, che però è sfortunato nel rimpallo. La palla gli carambola nuovamente addosso e termina in rinvio dal fondo. Di Guida all'indietro per il entrato Sacon, è entrato anche Sutton, resta invece sul parquet Turk che riceve nuovamente da Sacon, lo scambio poi tra i tre, Sutton, Sacon, Turk. Tenne palla il team ospite, la squadra di Silvio Roccia. Porta il pallone sul destro, Sutton allargando per Turk, punta in surplus, occhi negli occhi, Portuga cerca di disorientarlo, la palla verso Di Guida che supera Mazzoni, non Jorge Santos. La giocata di Loris Di Guida, ex Caos Meta Catania Atletico Nervesa, alla Came nella stagione 17-18 e poi ancora dal 2020 ad oggi. Ci prova nuovamente anche Turk con un mancino raso a terra, allontanato nuovamente per la difesa giallo-blu. Ditano dalla parte opposta dopo che ha allontanato la difesa di casa. Di Guida dunque ha sfiorato la rete del raddoppio, nuovamente vicino dunque al pari. Di Guida ha sfiorato il quinto gol della stagione, uno dei più positivi in questa ultima parte, anzi in questo avvio di stagione da parte della Came Treviso. Di Guida, Turk spalla alla porta Sacon, gli sporca il pallone, il possesso Willy Roccia
riesce comunque a recuperare Sutton, ancora Sacon, il raddoppio di Nardi e Portuga ai suoi danni, riesce comunque a mantenere il possesso la squadra di Silvio Roccia. Un po' di respiro ora per Turk che prova a puntare, si porta il pallone sul destro, cerca di andare dentro da Sacon, ha capito tutto Jorge Santos che poi prova a ripartire, viene toccato alle spalle da Turk, giustamente non sanzionato dall'arbitro, solo un fallo semplice, il primo fallo semplice di questa gara perché nei due precedenti erano stati due cartellini gialli verso Ugas e Turk, con un po' di tensione anche dopo il fallo e il giallo al laterale classe 96 sloveno, diciamo uno dei nuovi arrivi dall'MNK Dubrovnik, uno dei nuovi arrivi dell'estate 2023 per la società del presidente Zanetti, che è stato anche fondatore assieme a Denis Casarin nel 2002 della società, che fu fondata come Color Service Treviso. Diciamo uno dei nuovi acquisti assieme a Pietrangelo, tornato dopo la parentesi a Napoli, Sacon appunto dell'Olympus Roma e Del Gaudio, che l'anno scorso giocò contro l'Olimpia Verona perché ha disputato il girone A di Serie A2, vinto appunto dalla squadra di Luca Castagna con la Green Project Agency Città di Mestre. 26 reti per lui nello scorso campionato, per lui che è anche tra le altre ex Real Futsal Arzignano e Vicenza Calcio a 5 e Futsal Villorba, passato per lui anche in categoria nel calcio a 11. Pacchi Del Gaudio che, come detto più volte nel corso della cronaca, è il match winner fin qui della gara del Pala Le Grazie, gara che ha ancora 27 minuti e 16 secondi effettivi di gioco da raccontare, 7 e 16 nel corso di questo primo tempo, e dopo questa prima sospensione tecnica, questo primo time out nel primo tempo, si riprende il gioco con Portuga che cerca la palla verso Nardi che spizza di testa per una giocata quasi da calcio a 11 a far correre Ugas alle sue spalle, Ugas che si poteva presentare a tu per tu con Riccardo Dittano, anticipato però con i piedi dall'estremo difensore biancazzurro che poi va a colpire il soffitto del Pala Le Grazie, rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona. Nel frattempo era ripartita con Jacopo Ugas, ha provato la fuga cercando di superare il neoentrato Perazzetta, laterale classe 2005. Scorso anno per lui un gol con la Camedosson ai playoff, in questa stagione contro il Sala Consilina la prima rete anche del nuovo anno, della nuova stagione. Sutton all'indietro con l'esterno verso Sacon, che sempre con l'esterno va da Del Gaudio. Perazzetta con il mancino verso Sutton, scambiano velocemente i giocatori di Silvio Roccia, l'imbucata poi di Perazzetta verso Sacon, ancora Del Gaudio che prova a chiudere il triangolo con il mancino, andando però direttamente a spedire il pallone tra le braccia di Mazzoni. Bellissima manovra in velocità, tutta in verticale da parte della Came Treviso, con lo scambio all'imbucata di Perazzetta prima verso Sutton, di prima verso Del Gaudio, che poi a tu per tu con Mazzoni ha preferito andare nuovamente a chiudere il dai e vai con Sutton, triangolo che però non è riuscito a concludersi per l'intervento di Mazzoni, che ha ringraziato per il gentile regalo Pacchi Del Gaudio. 6 minuti 15 secondi al termine del primo tempo, ancora Del Gaudio che va a dettare il passaggio in profondità da parte di Matteus Pozzer Sacon. Troppo lungo il passaggio del classe 89 verso il 92. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale tra l'altro per Giannattasio, che con un lancio lungo va a cercare Jacopo Ugas in posizione di pivot in questi ultimi secondi di gioco. Ha toccato Perazzetta favorendo l'uscita di Ditano. Conduce nuovamente il possesso palla per un nuovo tentativo offensivo a Came Treviso. Perazzetta, Sacon allarga per Sutton, si accentra, va da Del Gaudio che controlla bene, si gira, va nuovamente da Perazzetta, servizio verso il secondo palo per Sacon che però stava stringendo verso il centro dell'area. Ora però una deviazione di un giocatore giallo-blu, si tratta di calcio d'angolo in favore della squadra ospite. 5:46, si alza nuovamente il coro Came Came, palla verso Del Gaudio che si coordina col mancino, ci ripensa, controlla, allarga nuovamente sulla destra verso Sutton. Sacon, ancora Sutton direttamente da Ditano che può controllare in tutta calma, rilanciare col mancino verso l'area di porta opposta, esce bene, allontana con i pugni Mazzoni anticipando Del Gaudio e Perazzetta lì appostati per far male, e poi è Sutton che cerca di andare
nel cuore dell'area di rigore verso Pasquale Pacchi del Gaudio. Partita comunque sempre all'insegna dell'equilibrio, può ripartire, transizione offensiva per l'Olimpia Verona con Ugas che si allunga troppo il pallone, va a perdere, a far sfumare un'occasione, può ripartire però dall'altra parte Came Treviso, sceglie tra le due opzioni forse la peggiore, o meglio Sacon di Tano, senza andare invece da Del Gaudio che era più libero, è stato anticipato da Giannattasio che va a sbrogliare, ad allontanare la minaccia. Recupera bene palla poi Perazzetta che si affida a Sutton, anticipato da Kaikelemes Florentino, gli mette il pallone in fallo laterale davanti alla panchina, questa volta giallo-blu, mentre la panchina di Castagna, lato destro del fronte offensivo biancazzurro, se ne incaricherà della rimessa laterale nuovamente Sutton. C'è nel frattempo l'intervento del secondo arbitro Carone di Bari che va a ridarguire, a richiamare all'ordine, alla calma Del Gaudio e Giannattasio che si stavano scambiando qualche carezza di troppo. Sutton all'indietro per Sacon che prova di prima intenzione, può ripartire l'Olimpia, partita comunque ancora equilibrata, più vicina al raddoppio da Came Treviso con il grande tentativo ancora a proposito di andare vicini al raddoppio con Sacon, gran destro di potenza dell'89, classe 89, che si perde di poco sul fondo, fuori di un soffio il suo destro, mettere paura nuovamente alla porta di Mazzoni. Dicevamo le diverse occasioni create dalla Came Treviso per raddoppiare, sicuramente buone occasioni anche per l'Olimpia per venire al pareggio, su tutte quella di Jorge Santos, pericoloso qualche minuto fa anche Federico Nardi in uno dei pochi sprazzi della sua gara, per i pochi secondi finora concessigli da Luca Castagna. Ha toccato Willy Roccia, il tentativo di servizio verticale di Sutton che cercava di andare da Del Gaudio. Perazzetta nuovamente da Sutton, cerca il movimento proprio del 17, ha capito tutto e ha intercettato Portuga che poi ha perfezionato il disimpegno con l'aiuto di Kaikelemes, nuovamente con Roccia. Un po' complicato il disimpegno giallo-blu, riesce comunque a guadagnare la rimessa laterale il capitano, la squadra di casa, in sostituzione di Luca Jan Baptista, uno degli assenti della gara, dei due grandi assenti della gara, uno per parte. Una parte, i due migliori marcatori delle due squadre, tra l'altro da una parte Luca Jan con 4 reti, miglior realizzatore dell'Olimpia Verona, dall'altro Giappa Vieira, Arlan Pablo Giappa Vieira, che di gol ne ha realizzati invece in questo avvio di stagione 9. William Roccia verso Kaikelemes, un passaggio abbastanza scolastico da non sbagliare a questi livelli, invece troppo lungo per il 76 giallo-blu. Rimessa laterale in zona offensiva regalata dall'Olimpia alla Came. Sutton scambia con Del Gaudio, Sutton, bello, pregevole davvero lo scambio tra i due, il piattone mancino al volo sulla scuola delle late di Del Gaudio da parte di Sutton, Josip Sutton, classe 88, ex Meta Catania, 19 reti totali per lui lo scorso anno. È proprio lui ad andare con la testa a servire Del Gaudio sul rilancio troppo corto da parte di Portuga verso Kaikelemes, lo stesso Kaikelemes Florentino che lascia spazio a Jacopo Ugas che ritorna dunque sul parquet, riguadagna la panchina il 76, richiamato da Castagna. 3:30, Olimpia Verona 0, Came Treviso 1. Resiste, la rete è realizzata al secondo minuto in apertura di gara da Del Gaudio, ci prova poi Perazzetta direttamente sugli sviluppi del fallo laterale. Ugas centralmente per Willy Roccia, cerca il disimpegno un po' rischioso in zona difensiva. L'Olimpia Verona si è alzata, la pressione della Came Treviso riesce comunque a uscire bene dalla pressione l'Olimpia Verona, che non riesce però a perfezionare la ripartenza e la transizione con Ugas. Willy Roccia allarga sulla sinistra nuovamente per l'ex Novacom Auto Pistoia che scavalla il cerchio di centrocampo verso Willy Roccia che prima salta Sutton, poi viene anticipato da Giulio Perazzetta che dopo questa ottima e risolutiva giocata difensiva va a cedere il proprio posto a Loris Di Guida. Riguadagna dunque il parquet, il 14, ha segnato già 4 volte in questa stagione. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, sempre 1-0 Came. Sutton in buca per Del Gaudio, sempre
preziosissimo il movimento da pivot del numero 9, che va a dettare nuovamente il passaggio, sguscia via a Jorge Santos, che poi però in qualche modo si arrangia e favorisce l'uscita di Mazzoni. Portuga poi non può far altro che concedere rimessa laterale in zona offensiva alla squadra di Silvio Roccia. Dicevamo appunto alla Came sulla panchina biancoazzurra dalla stagione 15-16 a sostituire Simone Zanella, una società, la Came Treviso, fondata nel 2002, ben più recente, più giovane la storia dell'Olimpia Verona, che è stata, diciamo, fondata, o meglio è nata nell'estate 2022 dalla fusione tra Hellas Verona e Olimpia Ponte Crencano. Appunto Olimpia Verona ripartita giustamente dalla Serie A2 in cui si trovava l'Hellas Verona Calcio a 5, e dopo 2 anni in Serie A2 con la sconfitta al primo turno playoff nel 21-22, la promozione diretta, il primo posto nel girone A davanti alla Sampdoria Futsal nella stagione 22-23, a sorpresa ma in modo più che meritato per una squadra che però in questa stagione sta davvero faticando all'impatto col piano di sopra, con la massima serie, il massimo livello del futsal italiano. Un'inquadratura del discreta presenza di pubblico sugli spalti, sulle gradinate del Pala Le Grazie, che per il secondo sabato consecutivo ospita una partita dell'Olimpia Verona che per le prime 4 partite casalinghe stagionali contro Sandro Abate Avellino e l'84 Olympus Roma e Napoli Futsal ha invece giocato al Pala AGSM Heim, la principale struttura, principale palazzetto, palasport della provincia veronese. Quest'oggi invece il quartiere di Borgo Roma, ospitati per la seconda volta dopo la gara persa 6-1 sabato scorso nel recupero dell'11ª contro i campioni d'Italia e detentori anche della Supercoppa italiana della Feldi Eboli. Torniamo in cronaca perché dopo il secondo time out tecnico le due squadre sono rientrate sul parquet. Mancano poco più di 2 minuti al termine del primo tempo. Sutton punta Ugas che lo aspetta, lo fa indietreggiare, torna da Di Guida. Sacon in buca per Del Gaudio, molto bravo a recuperare palla Jorge Santos, che prova a far correre Willy Roccia, lamenta una trattenuta ai suoi danni, non fischia né Di Mundo né Carone e dunque si riprende con il rilancio di Ditano. Sutton, Di Guida, Sacon centralmente per Del Gaudio, sempre col suo mancino educato, allarga per Sutton che prova a portarsi il pallone sul destro, allarga nuovamente per Sacon, palla sul secondo palo verso Di Guida che non riesce a coordinarsi nel migliore dei modi e spreca un'altra gustosa chance per la squadra di Silvio Roccia per il raddoppio. 1:27, mancano ora 83 secondi, 1:23 al termine del primo tempo. Altra importante occasione per la Came Treviso, match che invece resta ancora sul filo dell'equilibrio, 0-1. Diverse occasioni per raddoppiare la Came Treviso, bella l'ultima manovra ispirata da Sutton, rifinita da Sacon ma non perfezionata e conclusa da Di Guida nel migliore dei modi, con un destro di prima intenzione che si è perso alto sulla traversa. Tentativo di doppio passo da parte di Sutton che rischia molto sulla pressione di Portuga, e poi Ugas che poteva presentarsi da solo davanti a Ditano. Dall'altra parte ancora Di Guida a cercare il quinto gol della sua stagione, per lui che ha segnato anche nell'ultima sfida, nell'ultima vittoria 5-2 sull'Olympus Roma. Diciamo 5 le vittorie consecutive della squadra di Silvio Roccia. Riparte Florentino, Claike Lemes Florentino, che cerca di andarsene sull'out di sinistra. Si lamenta Sacon per una sbracciata del 76 giallo-blu all'indirizzo di Di Mundo, che però non lo ascolta, non presta attenzione alle sue lamentele. Ugas ha un po' di spazio, non si avvede che dall'altra parte era tutto libero. Portuga 3 contro 1, Sutton verso Di Guida, gli sbarra la strada, gli spegne la luce. Alessandro Mazzoni molto bravo con tempestività a uscire e a sbarrare la strada al 14, nuovamente vicino al raddoppio la Came Treviso. Un bel 3 contro 1,
Ugas ha chiesto scusa poi perché veramente c'era l'occasione per andare la Portuga tutto solo sul lato sinistro del fronte offensivo giallo-blu, non servito da Ugas. Nel frattempo il rilancio di Ditano si perde sul fondo dalla parte opposta. Ultimi 20 secondi. Kaikelemes Florentino allarga bene da Jorge Santos, che però controlla allungandosi un po' troppo il pallone, favorendo il recupero di Guida, che poi è andato da Sutton. Allarga nuovamente Di Guida verso Del Gaudio, un po' di spazio il 9, che va addirittura con il destro, il piede debole, ma non fa molta differenza per lui, in stato di forma fisica e mentale perfetta. Ha chiamato nuovamente all'intervento Mazzoni. Finisce qui il primo tempo al Pala Le Grazie. Olimpia Verona e Camme Treviso vanno a riposo sullo 0-1. Vantaggio firmato al secondo per la squadra di Silvio Roccia da Pacchi Del Gaudio. Risultato che è rimasto poi invariato fino appunto alla sirena che ha sancito l'intervallo. Ci risentiamo tra poco, tra qualche minuto qui. Torneremo dal Pala Le Grazie per la ripresa di Olimpia Verona Camme Treviso. Primo tempo.
Bentornati dal Palla alle Grazie di Verona, dove tra pochi istanti riprenderà il match valevole per la 13ª giornata della Serie A New Energy tra Olimpia Verona e Came Treviso. Devo subito delle scuse personali agli spettatori, ai telespettatori quest'oggi sintonizzati con Futsal TV, perché nel corso del primo tempo per errore ho indicato come tra i pali dell'Olimpia Verona fosse impiegato Alessandro Mazzoni. In porta invece c'è Alessandro Fior, confuso per tutto il primo tempo da parte mia. Giustamente è Alessandro Fior il portiere impiegato da Luca Castagna in questo match. Alessandro Fior, appunto, unico giocatore arrivato nel corso della sessione di mercato di dicembre tra le fila dell'Olimpia Verona per lo scambio di portieri con Enrico Ricordi. Mazzoni invece la stagione l'ha cominciata, la terza stagione personale con l'Olimpia Verona dal primo anno di Serie 2, quando ancora la società si chiamava Hellas Verona Calcio a 5. Dunque le mie scuse per questo errore, giustamente da segnalare e da redarguire. E torniamo quindi in cronaca con il primo giro al pallone dato dall'Olimpia Verona con Willy Roccia, che ha dunque dato il via al secondo tempo. Nel primo tempo Came Treviso che ha chiuso in vantaggio grazie alla rete, la settima stagionale di Pacchi del Gaudio in apertura al secondo minuto. Meglio poi per qualche minuto l'Olimpia Verona, che è andata vicino in un paio di occasioni alla rete del pari, che avrebbe forse fin lì meritato per quanto creato in campo. Nel frattempo il fallo di Caiche Lemes ai danni di Azzoni per il primo fallo fischiato dai due arbitri, che sono di Mundo di Molfetta e Carone di Bari in questa ripresa. Al crono c'è invece Colombo di Modena. E dunque dicevamo, con un Olimpia Verona che si è fatta preferire nel corso dei minuti successivi allo svantaggio subito, poi però nella seconda metà, principalmente nella seconda metà di primo tempo, meglio la Came Treviso, che ha fatto valere il proprio maggior tasso tecnico e anche di esperienza, sfiorando in diverse occasioni la rete del raddoppio, con un palo anche colpito da Pablo Esteban Belsito in uno dei pochi minuti a sua disposizione. Bella giocata di Jorge Santos sull'out, e poi ancora lo scambio e le finte di corpo, il gioco di gambe del giocatore spagnolo, del nativo di Madrid, ex tra le altre il Pozo Murcia e Fortitudo Pomezia. Stato vicino alla rete del pari, impegnando Ditano alla respinta con i piedi. Calcio d'angolo in favore dell'Olimpia Verona con Jorge Santos, che riceve da Willy Roccia. Cerchio di centrocampo per lo spagnolo, che allarga sulla sinistra Portuga. Ricordiamo che oggi sono assenti Luca Ian da una parte e Giappa Vieira dall'altra, i due brasiliani, i due migliori giocatori, i due migliori marcatori delle due squadre, con Willy Roccia che cerca di chiudere il triangolo con Caiche Lemes, facendolo correre sull'auto di destra. Fronte offensivo giallo-blu, è stato l'intervento di Guida a mettere in fallo laterale. Portuga riceve e cerca di superare Sacon, che ha capito tutto. 1 minuto e 1 secondo, rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona. Portuga all'indietro da Jorge Santos. Willy Roccia in surplus di nuovo all'indietro, cerca di gestire il pallone all'Olimpia Verona, che proverà a creare i presupposti per trovare la rete del pari. Bello gioco di gambe di Caiche Lemes su Sacon, fermato irregolarmente dall'89 il 76. Secondo fallo del secondo tempo, primo anche per la squadra di Silvio Roccia, che dicevamo è la squadra più in forma di questa Serie A New Energy, venendo da 5 vittorie consecutive. È stata una serie che vale anche conta anche il pareggio con la Fortitudo Pomezia prima di questa serie di 5 vittorie, quindi 16 punti nelle ultime 6 per la squadra di Silvio Roccia. Caiche Lemes è molto bravo ad anticipare Sacon, che aveva cercato di andare sul tentativo di Turk, poi sullo slancio lo stesso Caiche Lemes che va a colpire lo sloveno, che si lamenta un po' verso Carone, che non ha fischiato nemmeno di Mundo dall'altra parte. Si resta dunque sull'1-1 come falli, 1-0 il punteggio che conta per la Came Treviso. Ha recuperato palla Jorge Santos, che cerca di andare da Willy Roccia. Willy Roccia un po' di spazio, Willy Roccia fermato da Ditano, che poi va con la testa a parare anche il secondo tentativo, sempre con la testa da parte di Willy Roccia, fase un po' convulsa. Bella giocata di Jorge Santos, che ha recuperato palle e poi ha fatto ripartire nel frattempo uno stilosissimo tentativo volante in mezza rovesciata da parte di Caiche Lemes, direttamente sul rinvio di Alessandro Fior, senza però creare alcun grattacapo a Ditano.
bravo in precedenza a sbarrare la strada, a togliere la luce alla conclusione di Willy Rocha. Il tentativo di fuga da parte di Jorge Santos, fermato irregolarmente da Josip Sutton, che è il terzo giocatore a finire sul taccuino degli arbitri. È stato Josip Sutton a fermare irregolarmente Jorge Santos Rodriguez nel suo incedere sempre velocissimo, e dunque a terminare sul taccuino degli arbitri. È stato ammonito da Dimundo Di Molfetta dopo i gialli nel corso del primo tempo per Jacopo Ugas e Teo Turk. È ora il turno di Josip Sutton, secondo fallo poi della Game Treviso nel corso di questa ripresa, che ha già appunto visto 3 falli fischiati dai 2 arbitri i primi 2 minuti e 21 secondi di gioco. Calcio di punizione da posizione molto interessante per l'Olimpia Verona. Lo batterà Portuga, che va con il mancino direttamente per i pali, centrale, poi Willy Rocha che sul tap-in insacca la rete dell'1-1. Ha pareggiato l'Olimpia Verona. La riproposizione rallentata grazie alla regia del nostro Filippo Piovesan, che va a cogliere la rete del pari nel corso del terzo minuto della ripresa da parte di William Rocha. Per lui è il secondo gol stagionale, entrambi i gol arrivati in sfide casalinghe, l'altro nel match perso contro il Napoli Futsal. Il parquet era quello però del Pala GSM Heim. La punizione di Portuga col mancino, centrale ma potente e non trattenuta da Ditano, che ha respinto in zona però pericolosa, favorendo il tap-in di William Rocha. Bravo, ottimi riflessi anche per lui a indirizzare in fondo al sacco per l'1-1. Ha rimesso dunque il risultato in parità la squadra di Luca Castagna. Ci riprova ora subito la Game Treviso con Sacon, che ha un po' di spazio, prova il destro, ha respinto Portuga sostituendosi a Fior. Il tentativo dell'89 ex Olympus Roma, Eco City Genzano, ancora Sacon che se ne va bene, mette dentro per Azzoni, che aveva cominciato la ripresa dall'inizio, era stato sostituito dopo pochissimi secondi, ora ha riguadagnato il parquet, è stato nuovamente inserito da Silvio Rocha. Bella la giocata di Sacon sul corner destro, ha messo dentro dal fondo la palla per Azzoni, la palla poi nuovamente verso il centro dell'area direttamente dal corner. Turk non riesce a ricavarsi lo spazio per la battuta a rete verso i pali di Fior. Ditano con il mancino lungo verso la porta di Fior, un po' messo in difficoltà, o meglio con qualche brivido a lasciar scorrere la palla sopra la traversa. Sempre pericolosi per i portieri questi rilanci dei colleghi direttamente dalla parte opposta del campo. Kaikelemes rischia un po' cercando di inserirsi tra Turk e Azzoni, ha guadagnato proprio lo sloveno verso Azzoni, nuovamente il nuovo vantaggio della Game Treviso con il gol di Giacomo Azzoni, il secondo stagionale, 2-1. L'errore in disimpegno, l'errore proprio di concetto di Kaikelemes e Florentino. Si lamenta infatti verso di lui Luca Castagna, e dopo meno di un minuto dal pareggio raggiunto dall'Olimpia Verona con William Rocha, il nuovo vantaggio, il secondo di questo tardo pomeriggio del Palazzetto Le Grazie per la Game Treviso, per la squadra di Silvio Rocha con Giacomo Azzoni, 2-1. Di nuovo il Kaikelemes Florentino che prova a farsi perdonare, ha recuperato palla Saconi in modo regolare, però poi Turk che non riesce a perfezionare il disimpegno, andando male con un passaggio fuori misura verso Josip Sutton, e dunque rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona, ancora in partita comunque purtroppo per i ragazzi di Luca Castagna, però dopo il pareggio meritatamente raggiunto con William Rocha, a premiare quantomeno il carattere, il coraggio, l'orgoglio della squadra appunto di casa, nuovamente a punire un errore difensivo dell'Olimpia Verona nella fattispecie di Kaikelemes Florentino. È arrivato il gol di Azzoni, molto bravo Turk a recuperare palla, a servire proprio il numero 20 che ha superato per la seconda volta Fior. 2-1. Sacon allarga per Turk, si alza su di lui Portuga, Turk però ci porta la palla sul mancino, va da Sacon, Sacon ha un po' di spazio, capito tutto Kaikelemes che ha respinto, palla che si impenna, Ugas non riesce a controllare, a seguire, palla che si perde in fallo laterale davanti alla panchina giallo-blu su cui torna a sedersi proprio Kaikelemes Florentino. Gli
toglie il posto, meglio lo sostituisce Dario Raffaele Giannattasio. C'è stato poi il tentativo di Pachi Del Gaudio, che è tornato sul parquet, giocatore che con la 7ª rete del proprio campionato aveva aperto lo score della gara. Calcio d'angolo in favore della Camere Treviso, batte Sacon. Del Gaudio, palla sul mancino, sempre pericoloso. C'è stata probabilmente una deviazione sia di Fior che in precedenza di un difensore giallo-blu a mettere il pallone sull'esterno della rete e a concedere un nuovo corner alla Came. Sacon va a servire in controtempo Turk rispetto al movimento dello sloveno, e poi Ditano che in questo caso prova direttamente il tiro. Sembrava però un tiro e non un rilancio, diciamo, verso la porta di Fior, quella che si perde decisamente alta sulla traversa. Attenzione a Ugas davanti a Ditano, lo salta Ugas che non trova poi lo spazio per andare verso la porta, fermato da Sutton. E poi Jorge Santos, grande occasione per l'Olimpia Verona sul rilancio con le mani di Fior, ha guadagnato bene palla, ha guadagnato spazio, si è presentato a tu per tu con Ditano. Jacopo Ugas è andato vicino al secondo gol del suo campionato dopo quello realizzato alla 3ª giornata sul campo dello Sporting Sala Consilina, nella sconfitta 3-2 con la rete decisiva di Volonnino nell'ultimo minuto di gara. Grande occasione per Jacopo Ugas, l'ex Novacomauto Pistoia, e Leonardo Cagliari, lui che è nativo appunto di Cagliari, classe 96. Scorso anno 7 reti per lui. Inquadrato nel frattempo anche Luca Ian Baptista, assente per infortunio oggi, l'infortunio rimediato nei primi minuti della sfida contro la Feldieboli. Luca Ian che sta mettendo la propria esperienza, il proprio carisma a disposizione dei compagni, dando molte indicazioni, molti consigli ai propri compagni che cercano di ottenere i primi punti del proprio campionato. Avevano ottenuto il pari, avevano raggiunto il pari con la rete di William Roccia, pari durato lo spazio di un minuto di gioco, un minuto scarso, perché dopo la rete al terzo di William Roccia è arrivato la rete al quarto per il nuovo vantaggio di Azzoni. Del Gaudio a far salire la squadra, è rientrato anche il numero 7 Botosso tra le fila del Camere Treviso. Cerca la giocata Josip Sutton, proprio da Botosso, che va a cercare di concludere o ad effettuare un tiro cross verso il centro dell'area di rigore con il destro, fermato da Jorge Santos che concede il corner. 14 minuti e 32 secondi al termine della gara, 14 minuti e 32 secondi da vivere tutti d'un fiato, da vivere all'insegna delle emozioni. Può ripartire l'Olimpia Verona con Giannattasio che va da Jorge Santos con una palla troppo lunga, riesce comunque a ricavarne un calcio d'angolo l'Olimpia Verona per la bella giocata d'esperienza di Jorge Santos, che ha provato quantomeno ad indirizzare verso la porta di Ditano. In scivolata Sacon ha concesso il corner con Jorge Santos Rodriguez nuovamente a batterlo. Osserva il movimento dei compagni, cerca di andare teso al centro dell'area da Portuga, ben appostato Sutton a respingere. Josip Sutton, ancora Giannattasio, ha un po' di spazio, va ad infrangersi il suo mancino però su Del Gaudio che respinge. Decisivo in più occasioni dai due lati del campo Del Gaudio. È stato anche il tocco finale da parte di Dario Raffaele Giannattasio, che dunque consegna la rimessa laterale alla Camere Treviso. Botosso, gioco di gambe, gioco anche con il corpo, finte di corpo, a cercare di disorientare Portuga. Imbucata per Del Gaudio, spalle alla porta, sempre ottimo il suo movimento. Del Gaudio col mancino, deviazione da parte di Dario Raffaele Giannattasio, che poi si tocca il basso ventre, si rialza, molto doloroso, quella parte del corpo sempre molto dolorosa. Nel frattempo si rialza il 17 giallo-blu, aveva battuto velocemente Sutton il calcio d'angolo, c'era stata una deviazione ma non aveva ancora fischiato di mundo per la ripresa del gioco. Del Gaudio ha un po' di spazio, Del Gaudio con il mancino, posizione abbastanza defilata. Questa è la deviazione di Portuga, nuovo corner, ancora Sutton, 14 minuti e 2 secondi. Olimpia Verona 1, Camere Treviso 2. Del Gaudio rincorre il pallone deviato da un difensore giallo-blu. Il rilancio poi di Ditano, si aiuta con molta malizia Botosso sulla marcatura di Portuga, che si lamenta verso Carone, lamentando una spinta ai suoi danni. Non aveva fischiato nessuno, ma
Bottosso non è riuscito a raggiungere il lungo rinlancio di Titano, è proprio Bottosso ad andare a rallentare il lancio di Willy Roccia. Ancora Ugas ha un po' di spazio, cerca la giocata, viene fermato da Del Gaudio, non c'è fallo secondo né Carone né Di Mundo. Azzoni con l'esterno verso Belsito, ha un po' di spazio Bottosso, Del Gaudio, si tratta di Guida non di Azzoni, scusate, ancora Del Gaudio che si muove sempre molto bene, va dentro da Belsito, nuovamente da Di Guida che cerca l'imbucata nuovamente dal 9, ha capito tutto William Roccia che rallenta l'azione biancazzurra, che riparte da Belsito con Del Gaudio che cerca di superare, sfruttando il mismatch fisico, ancora Bottosso che si presenta davanti a Fior, molto bravo però l'estremo difensore giallo-blu a fermarlo, a murare la sua conclusione. Poi Giannattasio a mettere in corner, nuovo calcio d'angolo in favore della Camere Treviso con Del Gaudio che ci prova con il mancino di prima intenzione sul corner battuto da Loris Di Guida, laterale classe 96, lo scorso anno 4 reti con la maglia biancazzurra, per lui appunto un'esperienza nella stagione 17-18 e poi nuovamente dal 2020 ininterrottamente alla Came, prima Dosson, ora Treviso, appunto società fondata nel 2002 dal presidente Alessandro Zanetti, attuale ancora presidente Alessandro Zanetti, che l'ultima estate ha trasferito la propria sede nel capoluogo trevigiano, cambiando anche appunto denominazione da Came Dosson a Came Treviso. Rientra Kaikelemes e Florentino, gli fa spazio Jacopo Ugas, Kaikelemes che ha un po' sulla coscienza la rete del 2-1 firmata da Jack Azzoni. Il servizio di Portuga a cercare di spezzare e di superare la pressione della Came. Recupera palla ora in zona offensiva all'Olimpia con Giannattasio che ha un po' di spazio, Giannattasio va da Portuga, Portuga col mancino, fermato da Belsito. 12:44, gara ancora apertissima. Un'occhiata anche al conto dei falli, 2-2. Portuga direttamente verso l'area di rigore con Titano da allontanare e poi Bottosso dall'altra parte in diagonale col mancino, si è opposto Fior coi piedi. Riparte dunque l'Olimpia Verona, cerca di rallentare un attimo il ritmo Portuga, cercando di far respirare, di rallentare un attimo un ritmo diventato frenetico proprio negli ultimi secondi con un paio di occasioni per parte. Portuga rischia un po' in questo passaggio Kaikelemes, ne va via bene, poi William Roccia gli sporca il pallone Belsito, mette in fallo laterale, 12-16. Kaikelemes allarga sulla destra per Giannattasio che cerca di tornare dal 76 dall'ex San Caetano. Portuga molto bravo a far sfilare con l'esterno verso Giannattasio, ancora Giannattasio verso Portuga, Portuga un po' di spazio, va da Kaikelemes che cerca di restituirgli il pallone, anzi gliel'aveva restituito molto bene. Bellissima l'azione dell'Olimpia Verona, si sono alzati tutti dal primo all'ultimo i componenti della panchina gialloblu che stavano già salutando la rete del numero 89. Bellissima la manovra, tutto in velocità sull'asse Giannattasio Portuga Kaikelemes. Prima lo scambio appunto tra Portuga e Giannattasio, poi il nuovo dai e vai tra Portuga e Kaikelemes sul passaggio del 76 per l'89, però quest'ultimo non è riuscito a coordinarsi, a mandare da pochissimi passi, da 0 metri in fondo al sacco, e ora l'89 che va proprio a uscire dal campo dopo aver probabilmente colpito, incocciato il palo, e quindi va a riguadagnare la panchina. Nel frattempo c'è il fallo, anche se la spinta sembrava alquanto veniale da parte di Giannattasio su Del Gaudio. Calcio di punizione per la Camere Treviso, il terzo fallo dell'Olimpia Verona. Grande occasione poco fa per il pari, per il nuovo pareggio, per il 2-2 per Fabiano d'Oliveira Barreto, per tutti Portuga, che ha scambiato benissimo con Kaikelemes Florentino, è riuscito però a concludere nel migliore dei modi un'azione davvero di pregevolissima fattura con la rete del 2-2 da pochissimi passi. Sacon, calcio di punizione, parte lui, parte con il destro, potentissimo di mezzo esterno, mezza punta, bravo Fior ad alzare sulla traversa
11 minuti e 53 secondi, non siamo ancora alla metà di questa ripresa. Davvero una partita comunque più che godibile, molto divertente, e ancora sul filo dell'equilibrio ci prova poi Azzoni ad andare verso l'area di rigore, verso Del Gaudio, ben appostato sul secondo palo, ha capito tutto però Fior, che ci ha messo una pezza. Poi con la testa Jorge Santos a mettere in calcio d'angolo nuovamente, al volo Sacon, il miracolo di Fior, splendida risposta. Il corner di Guida scodellato verso Sacon, destro al volo, bellissimo, perfetto, che si stava per insaccare sotto la traversa. Bravissimo Fior, con un autentico miracolo a deviare nuovamente in corner già battuto e con palla già persa da Came Treviso. Prova la fuga Jorge Santos che perde palla, riparte, attenzione a Di Guida che mette a sedere un difensore, poi lo strepitoso recupero, lo strepitoso intervento difensivo, provvidenziale salvataggio da parte di Giannattasio, e poi il cartellino giallo a Sacon per questo fallo su Jorge Santos Rodriguez, estratto da Carone, incredulo, l'89, che va a chiedere scusa e sincerarsi delle condizioni del 16 giallo-blu, anche se è ben poco convinto della sanzione ai suoi danni del cartellino giallo, che è il quarto della sfida, il terzo per la formazione ospite di Silvio Roccia. Incredibile occasione anche per la Came Treviso, risultato che resta in grande equilibrio, esito della sfida ancora in grande equilibrio e risultato ancora abbastanza basso, considerando appunto che si tratta di futsal, 2-1, ma con grandi occasioni da una parte e dall'altra. Grande qui l'occasione per la Came Treviso. Nel frattempo Bottosso ci prova con un destro sballato, decisamente fuori misura, dopo l'ennesima ottima sponda di Pacchi Del Gaudio. Dicevamo dunque di una grande occasione per la Came Treviso, con Di Guida che aveva messo a sedere un difensore e superato Fior, servendo Del Gaudio che stava andando a concludere verso la porta sguarnita per la doppietta personale, il 3-1. Invece strepitoso, davvero miracoloso il salvataggio in scivolata alle sue spalle di Dario Raffaele Giannattasio. Davvero grandi applausi per lui, che ha salvato un gol fatto. La finta di corpo di Jorge Santos, che poi cede con la suola verso Giannattasio. Kaikelemesh ha ricevuto invece da William Rocha, ha cercato l'imbucata per Jorge Santos, che recupera poi palla, ancora Kaikelemesh verso il centro dell'area, è intervenuto Di Tano in modo però non risolutivo, si lamenta verso Carone, in questo caso però mi sembra non ci fosse alcunché. Nuovamente dunque rimessa laterale in favore dell'Olimpia, va indietro Kaikelemesh verso William Rocha, il cerchio di centrocampo. Kaikelemesh ancora allarga sulla destra, ancora per il capitano gialloblu, invece di Lucaiano Baptista, che abbiamo visto poco fa a bordo campo dare indicazioni ai propri compagni, una sorta di secondo allenatore oltre a quello giustamente regolarmente sulla panchina gialloblu. Luca Castagna a mettere a disposizione il proprio carisma, la propria esperienza, tutta la propria voglia di vincere, di ottenere i primi punti quantomeno di questo campionato dell'Olimpia Verona. Tra 11 secondi scoccherà la metà della ripresa. Rimessa laterale in favore della Came Treviso, se ne incarica Loris Di Guida, che va da Del Gaudio, prova direttamente il mancino verso la porta, si è opposto William Rocha. Sutton poi, nuovamente di prima, anche lui col mancino, questa volta palla che si perde lontana dallo specchio della porta, difesa da Fior. In precedenza, poco fa, strepitoso, letteralmente miracoloso a respingere il gran destro al volo di Sacon, ben indirizzato sotto la traversa. Jorge Santos, la sua solita grande fuga, il grande cambio di passo, fermato da Di Guida, resta in possesso di palla il 16 gialloblu, che poi si incunea tra Di Guida e Del Gaudio, molto bravo ad allargare poi sulla destra Jacopo Ugas, che tornano indietro da William Rocha, che controlla male, favorendo l'intervento, il recupero di Guida, che poi non si avvede del sopraggiungere alle sue spalle di Jacopo Ugas. Brutto controllo da parte di William Rocha. Jacopo Ugas, spalle alla porta, difende bene, controllando anche con il petto. Alle sue spalle c'era Belsito. Kaikelemesh si destreggia bene e allarga poi, tornando leggermente all'indietro da Jorge Santos. William Rocha con l'esterno imbucando per Jacopo Ugas, che
conclude il triangolo con un passaggio però leggermente troppo lungo per l'ex Acque Sapone e CMB Matera, William Rocha, da 3 anni in giallo-blu, a segno questa sera per la seconda volta in stagione dopo la rete realizzata sul parquet del Palage Semmeheim a novembre contro l'Olympus Roma. Azzoni difende palla, cerca poi di destreggiarsi, prova ad andarsene a Portuga che recupera però palla, poi la perde nuovamente sulla pressione di Belsito, ci prova poi Azzoni, un tentativo prima sporcato da Kaikelemes, poi disinnescato in maniera definitiva da Alessandro Fiorra. Kaikelemes verso Portuga, ancora lo scambio tra i due, la palla scodellata verso Giannattasio, anticipato da Azzoni, non riesce però a mantenere in campo il pallone Josip Sutton, rimessa laterale in favore della squadra di Luca Castagna, in favore dell'Olimpia Verona, ancora pienamente nel match, 1-2, anticipato poi Sutton da Giannattasio, chiede la rimessa laterale il 10 biancazzurro, nello stesso avviso Carone, e concede la rimessa alla formazione giallo-blu. Kaikelemes prova ad andarsene a Belsito che gli tocca il pallone d'esperienza, classe 86. Silvio Rocha, il mister biancazzurro, a cedere il pallone a Dario Giannattasio. Portuga completa il giro palla verso Jacopo Ugas che punta Josip Sutton, perde però il controllo del pallone, mancano 8 minuti e 20 secondi al Pala Le Grazie, 13ª giornata, ultima gara della 13ª giornata, con 6 partite su 8 giocate ieri e il primo match di questo sabato alle ore 15 con la vittoria 5-1 dell'Olympus Roma capolista sull'Ital Service Pesaro. Belsito, Perazzetta appena rientrato sul parquet, per lui qualche scampolo anche nel primo tempo, ha recuperato palla cercando poi un tentativo direttamente verso la porta Jacopo Ugas, senza fortuna. Rientra nel frattempo anche William Rocha, capitano oggi al posto di Kaikelemes, l'altro capitano. Belsito ha allargato per Sutton, ha ricevuto nuovamente dal 10, ancora Josip Sutton allarga per Giulio Perazzetta, su di lui la pressione di William Rocha, vincente in un primo tempo, o almeno utile a far perdere un po' di spazio, poi è un po' di metri, scusate, a Perazzetta, e poi Carone che comanda la rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona. William Rocha sulla destra per Ugas, con l'esterno di prima intenzione a cercare di far correre per Giannattasio, ha toccato Sutton, la rimessa laterale è giallo-blu, 7 minuti e 29 secondi a disposizione ancora per gli uomini di Luca Castagna per trovare il pari, trovare i primi punti della propria stagione. Giannattasio, palla rischiosissima verso di lui da parte di William Rocha, si destreggia bene, se la cava il 17 giallo-blu in scivolata verso Portuga, ancora William Rocha, ancora Portuga, cerca di guadagnare metri e di guadagnare un po' di spazio l'Olimpia Verona per riportarsi in zona offensiva. Jacopo Ugas cerca poi lo scambio con Giannattasio che non si è avveduto però che il compagno si era fermato da tempo, cercando nuovamente il pallone sui piedi. Belsito, Sutton cerca il movimento, trova quello utile in Perazzetta, ancora il 10 che cerca il movimento questa volta di Belsito, lo trova ma viene anticipato da Giannattasio, il numero 2. Ci prova poi Ugas a media distanza, un destro tra l'altro in complicate condizioni di equilibrio, destro che si perde abbondantemente sul fondo. Sutton è ripartito, un nuovo tentativo offensivo per la Came Treviso, scusate. William Rocha, Giannattasio, ancora William Rocha che salta per Azzetta, cerca poi nuovamente il servizio per il compagno senza trovarlo. Nuovamente Jacopo Ugas, ci avanza l'ex Pistoia che salta inizialmente Belsito, prova poi ancora in difficili condizioni di coordinazione, la posizione tra l'altro defilatissima, destro largo, è proprio Ugas a cedere poi il posto sul parquet a Federico Nardi. Perazzetta in verticale per Azzoni, spalle alla porta, cerca di guadagnare qualche metro con le suolate, ha capito tutto Portuga, molto bravo poi Perazzetta a sfuggire proprio Nardi che recupera poi la posizione, concede il corner, bravo in questo ripiegamento
difensivo, in questa giocata difensiva Federico Nardi, molto bravo anche a sbilanciarlo, a disorientarlo inizialmente. Giulio Perazzetta, classe 2005, diciamo che ha trovato il primo gol in stagione contro il Sala Consilina, contro Sporting Sala Consilina qualche settimana fa. Per lui lo scorso anno un gol, tra l'altro ai playoff, sempre in maglia Kame. Sutton perde un po' di tempo, chiedono l'esaurimento dei 4 secondi a disposizione i giocatori gialloblu. Non è dello stesso avviso Carone, che non ravvisa nulla, e quindi era buona la battuta di Sutton verso la porta. Attenzione poi nuovamente la battuta del 10 biancazzurro, che aveva trovato nel cuore dell'area di porta Perazzetta, sfuggito ai radar difensivi giallo-blu. Non è riuscito però a coordinarsi, ad indirizzare verso lo specchio di porta, rimasto sguarnito Giulio Perazzetta per trovare il secondo gol stagionale. Fior con i piedi lungo da Nardi, un pallone decisamente troppo lungo che si spegne dalla parte opposta del dirimpettaio da Riccardo Ditano. Azzoni sulla sinistra per Sutton, che non può andare dal portiere, deve andare lungo, lo fa in malo modo però ben pressato dalla formazione giallo-blu. Ha recuperato palla Portuga, gli ha sporcato poi il possesso Perazzetta, concedendo la rimessa laterale. 5 minuti e 39 secondi. A breve entreremo nell'ultimo quarto, negli ultimi 5 minuti di questa ripresa, gli ultimi 5 minuti di questa gara, molto divertente, molto equilibrata, con diverse belle giocate, diverse emozioni e occasioni da una parte e dall'altra, e soprattutto un risultato ancora perfettamente in equilibrio, o meglio sul filo dell'equilibrio. Attenzione ad Azzoni che se n'è andato, non è riuscito a coordinarsi, viene poi steso, una mossa quasi rugbistica da parte di William Roccia, che chiede scusa, era stato sopravanzato da Giacomo Azzoni. William Roccia, un decisamente marcato mismatch fisico tra i due. Azzoni aveva coordinato bene posizione e poi si era potuto presentare davanti a Fior, recuperato in un primo tempo in modo regolare da William Roccia, poi saltato nuovamente, stavolta steso in modo molto evidente da William Roccia, dal capitano giallo-blu di questa sera. 5 minuti e 20 secondi, vedete il time out. Provato a carpire qualche parola da parte di Luca Castagna verso i propri giocatori per le indicazioni utili per questi ultimi 5 minuti e 20 secondi di gioco. 5 minuti e 20 secondi di capitale importanza sia per l'Olimpia Verona che per la Kame Treviso. Per l'Olimpia Verona per raggiungere, per ottenere i primi punti stagionali e dare un lumicino di speranza nella complicatissima missione salvezza. Una squadra ancora ferma dopo 12 turni di campionato a 0 punti. Per la Kame Treviso invece per ottenere la 6ª vittoria in fila in stagione, per dare continuità. Sarebbe poi il 7° risultato utile consecutivo, perché prima di questa striscia di vittorie consecutive era arrivato anche il pareggio sul campo della Fortitudo Pomezia. Nel frattempo si rientra in campo con il grande tentativo da parte di Sacon, che aveva ricevuto direttamente il tocco sulla battuta della punizione da parte di Sutton. Ha parato alla grande Alessandro Fior. Grande parata dell'ex Sabia Testa Mantova, arrivato a dicembre, un ritorno per lui in giallo-blu, per il nativo di Tombolo in provincia di Padova, classe 2001, già all'Hellas Verona Calcio 5 una stagione 21-22, e poi appunto passato al Sabia Testa Mantova. Percorso inverso appunto Mantova-Verona, compiuto qualche settimana fa, scambio di portieri con Enrico Ricordi, tornato anche lui in bianco-rosso. Enrico Ricordi che l'anno scorso invece giocò nella Camedosson, sarebbe stato un ex di questa sfida. Perazzetta si incaricherà della battuta della rimessa laterale, lato destro del fronte offensivo biancazzurro. È tornato all'indietro direttamente da Sutton, ha imbucato per Del Gaudio, può ripartire inizialmente l'Olimpia Verona, ma è troppo lungo il pallone per Federico Nardi, anticipato da Sutton
Dall'altra parte anticipato invece Del Gaudio da Portuga, che non riesce però a mantenere in campo il pallone. Rimessa laterale dall'altra parte invece quindi per la Came Treviso, con il tentativo col mancino da parte di Pacchi Del Gaudio. Ancora fuori misura, sempre pericoloso però quel mancino, il numero 9, arrivato in estate del Green Project Agency Città di Mestre. 26 reti lo scorso anno nel girone A di Serie A2, quello vinto dall'Olimpia Verona. Sutton ha anticipato, guadagnando comunque anche la rimessa laterale Federico Nardi. Rimessa laterale, nel frattempo esce Perazzetta, salutato dagli applausi del pubblico di Fede Biancazzurra presente al Pala Le Grazie. Rientra sul parquet Di Guida, che alza subito la pressione su William Rocha, che cerca di andare verticale, lungo da Jorge Santos, un pallone però troppo corto. Ha recuperato la Came Treviso. Attenzione a Sutton, la grande conclusione, l'altra grande risposta, un'altra grande risposta da parte di Fior. Riparte l'Olimpia Verona, che ribalta il fronte del gioco con William Rocha, che controlla il pallone, lo cede sulla sinistra Jorge Santos, che salta a secco proprio Di Guida. Jorge Santos ha un po' di spazio, Jorge Santos si infrange la sua azione sulla giocata difensiva, sempre utile da parte di Mateusz Pozzer Sacon, classe 89, lo scorso anno 7 reti per lui, in una stagione a metà tra Eco City Genzano e Olympus Roma, e poi finalista scudetto contro la Feldi Eboli, una sconfitta in 2 gare contro la Feldi Eboli. È stata l'ultima squadra ad affrontare su questo stesso parquet sabato scorso nel recupero dell'11ª giornata l'Olimpia Verona. Lo scorso anno appunto una finale in 2 gare, una doppia vittoria della Feldi Eboli sull'Olympus Roma, 3-2 e 2-1, due risultati, quindi non si è resa necessaria gara 3. Del Gaudio ha ricevuto e poi ha giocato verso Mateusz Sacon, ancora strepitoso Alessandro Fior, che ha davvero negato in più occasioni con grandi interventi la possibilità del 3-1 alla Came Treviso. Bella giocata, sempre preziosissima da parte di Del Gaudio, che ha ben controllato e poi ceduto all'indietro da Sacon. Strepitoso ancora Fiore, ancora Del Gaudio che cerca la giocata. Del Gaudio, gioco di suola 2 volte. Del Gaudio con il destro questa volta, di poco sul fondo. C'è stata anche una deviazione, quindi calcio d'angolo dall'altra parte. Vediamo l'azione di sfondamento cercata da Sutton e poi Del Gaudio con un destro che è stato deviato proprio da William Rocha, che era davanti a lui a terra. Palla che si è persa sul fondo, e poi ancora sulla palla vagante dopo l'ennesimo tentativo di Pacchi Del Gaudio, ancora Sacon, palla sul fondo deviata nuovamente da un difensore giallo-blu, ancora in calcio d'angolo Sutton dentro l'area, nel cuore dell'area, aveva un po' di spazio, era abbastanza solo Di Guida, che in spaccata in qualche modo, forse col ginocchio, ha cercato di deviare a pochi metri dalla porta di Fior. Non trova il 3-1, non chiude la gara la Came Treviso, prova la incursione, la sortita individuale Jorge Santos, perdendo però palla, cerca di tenere a lungo ora il possesso la squadra di Silvio Rocha, cercando di congelare, rischia un po' di Tano che ha ricevuto da Sutton, però saltato in bello stile Kaikelemes, e dunque riguadagna la metà campo offensiva la Came Treviso. Del Gaudio cerca un attimo di rallentare i ritmi, ultimi 3 minuti di gioco al Pala Le Grazie. Del Gaudio di nuovo con la suola, cerca di saltare Portuga, che gli rallenta un attimo l'incedere, mette fuori poi il pallone Sutton perché si è fatto male Mateusz Sacon, che esce dal campo zoppicando, riguadagna la panchina, inserisce al suo posto Belsito. Silvio Rocha aveva messo fuori il pallone Sutton, giustamente, la massima sportività, ci mancherebbe, restituisce alla Came Jorge Santos Rodriguez. William Rocha in anticipo su tutti, è tornato da Fior, che è un po' in difficoltà, non ha compagni disposti nel migliore dei modi per raggiungerli, va dunque lungo, allontanando se non altro la minaccia dalla propria area di porta, dalla propria zona. Nuovamente in possesso il Came Treviso, che non è riuscita ancora a chiudere la gara, grazie
causa soprattutto dal punto di vista della squadra di Silvio Roccia delle grandi parate di Fior. Il nuovo tentativo di Del Gaudio. Nel frattempo però attenzione, perché sul rilancio di Alessandro Fior è stata colpita in pieno una signora a pochi passi dalla nostra postazione. C'è una preoccupazione generale qui intorno, giustamente. Viene richiesto anche del ghiaccio ai sanitari, le due panchine. Vediamo se le nostre telecamere inquadrano. Ghiaccio fornito dalla panchina sia giallo-blu che bianca-azzurra alla signora, colpita in pieno volto dal rinvio di Alessandro Fior. Nel frattempo sul tentativo di Guida non è arrivato Sutton all'appuntamento col pallone. 2 minuti e 15 secondi. La signora sta applicando il ghiaccio sul proprio volto. Sembra nulla di grave, solo un grosso spavento, un po' di preoccupazione, ma sembra tranquilla la signora qui vicino a noi. 2 minuti e 15 secondi al termine della gara, con il secondo time out tecnico. Andiamo a vedere le indicazioni di Silvio Roccia ai propri giocatori. La seconda azione, perché se tiri esteriore la palla di mani larghe può essere violento. Si è. Dai, 2 minuti. Quando abbiamo la palla, meno su, giochiamo la palla. Se perdiamo il tempo, diciamo contropiede di loro, fallo. Terminato il time out tecnico, il secondo ed ultimo del secondo tempo, e quindi ora restano 2 minuti e 15 secondi da vivere tutti d'un fiato, da vivere sempre qui su Futsal TV, con Jorge Santos Rodriguez che cerca di sfuggire, riesce a saltare di guida, cerca poi sul secondo palo sulla destra Kaikelemes Florentino, intervenuto Belsito, ha messo in fallo laterale. Tra 4 secondi entreremo negli ultimi 2 minuti di gioco al Palazzetto Le Grazie, con l'Olimpia Verona alla ricerca del primo punto stagionale, il gol del pari, e la Camera Treviso a difendere il risultato. Giannattasio ha spazio, Giannattasio in posizione di portiere di movimento, ovviamente cerca il power play Luca Castagna. Giannattasio aveva un po' di spazio sul lato destro del fronte offensivo giallo-blu, servito da Portuga, non ha raggiunto sul secondo palo Ugas. Cerca dunque il power play l'Olimpia Verona, cerca di ottenere il gol del pareggio raggiunto in precedenza da William Roccia, poi neutralizzato dal nuovo vantaggio Came firmato da Azzoni. Portuga, Jorge Santos, ultimi 90 secondi. Portuga, Jorge Santos allarga nuovamente, cerca di muovere la linea difensiva, di scompaginare la difesa biancazzurra l'Olimpia Verona. Giannattasio verso Jorge Santos, ha un po' di spazio sul mancino, e poi Portuga che controlla male, la porta è sguarnita, Del Gaudio non la inquadra, con un tentativo non nelle migliori condizioni. E dunque Jacopo Ugas ora cerca di guadagnare metri, l'Olimpia Verona. Jorge Santos salta secco, Del Gaudio, ancora Jorge Santos che poi cerca Kaikelemes Florentino, senza fortuna, palla che si perde sul fondo. Ditano verso Sutton, cerca invece ora di congelare il possesso la Came Treviso. Sacon lungo verso Del Gaudio, bravo a mettere giù il pallone, a difendere, a far salire la propria squadra, a far scorrere i secondi, poi però si trascina il pallone fuori, oltre la linea laterale del campo, e quindi rimessa laterale a 50 secondi dal termine per l'Olimpia Verona. Giannattasio, il portiere di movimento. Jorge Santos, ancora Giannattasio, ancora con la suolata verso lo spagnolo che cerca senza fortuna Portuga. Ha momentaneamente
rallentato l'azione giallo-blu. Bel sito. Jorge Santos ancora, 35 secondi. Ultime speranze per l'Olimpia Verona, ultime resistenze per la Kame Treviso. Il velo di Kekelemeš verso Ugas, che trova l'autorete di Mateusz Sakon a 26 secondi dal termine. È 2-2. Il velo illuminante di Kekelemeš Florentino, che fa scorrere per Jacopo Ugas, che da posizione defilata cerca con il mancino il tiro cross. Non c'è nessun giallo-blu, ma c'è la deviazione fatale nella propria porta di Mateusz Sakon. 2-2. Olimpia Verona, 26 secondi dal proprio primo punto nella propria storia in Serie A. È rimasto a terra, tra l'altro, dopo questa azione dolorante, l'estremo difensore biancazzurro Riccardo Ditano. Tra l'altro in questa stagione ha segnato anche un gol, oltre ad averne fin qui evitati moltissimi. E dunque dovrebbe entrare al suo posto. Tra l'altro entra Sutton al suo posto in posizione di portiere di movimento, quindi il power play ora lo adotta, la superiorità numerica offensiva l'adotta Silvio Roccia. 25 secondi da vivere di nuovo, tutti d'un fiato, e questa volta la Kame Treviso in superiorità. Sakon, Sutton, Sakon, Turk. Poco in campo in questa ripresa, palla sbagliata verso Sutton, ha battuto veloce Jorge Santos, non si è però coordinato nel migliore dei modi, era molto difficile. Kekelemeš, la porta era sguarnita, ma era molto difficile, non poteva fare di meglio. 13 secondi, ancora Sutton con la maglia bianca da portiere. 10 secondi, guadagna la metacampo offensiva, ultimo tentativo di Guida verso Turk, ancora per Sutton, Sutton verso Di Guida, la palla dentro, ha disinnescato Fior che prova il rinvio, non trova la porta, finisce qui 2-2. È finita al Palazzetto Le Grazie la gara che ha chiuso il programma della 13ª giornata della Serie A New Energy 2023-2024. Olimpia Verona e Kame Treviso hanno pareggiato 2-2, 2 volte in vantaggio. La formazione ospita di Silvio Roccia con Del Gaudio e Azzoni ha raggiunto 2 volte il pari. L'Olimpia Verona di Luca Castagna, prima con William Roccia e poi in modo decisivo e definitivo a 26 secondi dallo scadere del tempo, dalla sirena finale, con l'autorete di Mateusz Sakon. Primo punto in Serie A della storia per l'Olimpia Verona, che quindi va a guadagnare un punticino che può fare morale e sicuramente può dare speranza in ottica salvezza, e sale invece a 21 punti la Kame Treviso, che dunque interrompe la striscia di 5 vittorie consecutive, ma ottiene comunque il 7° risultato utile consecutivo e mantiene comunque una certa nomea sicuramente della squadra più in forma del campionato, anche se è la prima a concedere quantomeno un punto all'Olimpia Verona. Io dunque ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Thomas Possamai e Alex Torinesi per le riprese. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi impegni di futsal su Futsal TV. Un saluto e ringraziamento da Giacomo Mozza.